Oggi raccontiamo due parti dello sport, la parte sportiva, una maratona, il sostegno a un evento, a un comitato, a una società sportiva dilettantistica che aiuta anche i ragazzi a vivere lo sport, a vivere il territorio. E l'altro è un messaggio della storia, grazie al centenario della Grande Guerra. Oggi ricordiamo un pezzo della nostra storia e ricordiamo un pezzo del nostro territorio. Mettendo insieme sport e memoria riusciamo ad avere un connubio fantastico e certamente saranno due grandi giorni di sport. L'importante è valorizzare la memoria, valorizzare la nostra storia, far sì che tutte le attenzioni, in questo caso dello sport, ma non solo, vale per la scuola, vale per l'istruzione, non dimentichino mai un pezzo di ciò che è stato nel nostro paese la Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Un pezzo del racconto per conoscere la nostra storia, per guardare al futuro consapevoli di quello che è stato il nostro passato. Credo che sia questo il messaggio più importante che vogliamo e possiamo e dobbiamo lanciare oggi. Terzo messaggio, terzo motivo, terzo punto centrale dell'investimento tramite e grazie allo sport, perché con una maratona, con una gara di ciclismo si può presentare il nostro territorio, valorizzare le eccellenze del nostro territorio e raccontare anche qui un pezzo del nostro paese. Vale in grande per il Giro d'Italia, ma vale soprattutto anche per manifestazioni come questa. Ha voluto significare la vicinanza del governo che ci ha aiutato non solo per la maratonina, finanziando con 24.000 euro questa eroica 2018, ma anche per ringraziare il governo che nel 2018, a 100 anni dalla guerra, si fa presente non solo contribuendo finanziariamente alle manifestazioni innumerevoli che la nostra città farà in quest'anno così importante per tutti noi, ma anche con quelle opere infrastrutturali che ho ricordato assieme all'onorevole De Menec, cioè il secondo stralcio della variante alla statale 51 di Alemagna per 60 milioni di euro e l'elettrificazione che non c'è mai stata e finalmente con questo governo vedrà la luce da Conegliano a Vittorio Veneto per proseguire poi nel Bellunese per unire sempre di più i territori.